Io non voglio scendere in quel caso perché non... Ecco, l'importante è che i genitori abbiano riabbracciato i loro bambini, questo per noi del soccorso alpino è fondamentale. Un riferimento fuori di polemica al rischio corso dalla comitiva di minorenni scampati a una tragedia martedì sui cadini di Misurina. È il capo del soccorso alpino veneto a tornare sul caso della valanga Forcella della Neve e il suo è un richiamo all'importanza della prevenzione. Chi vuole affrontare una gita, pianificarla, è bene che guardi veramente puntigliosamente i bollettini che l'ARPAV dirama, che sono molto precisi e puntuali. Messaggio fondamentale lanciato questa mattina dal San Martino di Belluno nel corso della presentazione del bilancio della rete di soccorso potenziata per la stagione invernale inaugurata lo scorso 8 dicembre. Quasi 34.000 accessi al pronto soccorso e oltre 22.000 chiamate al 118 che si sono tradotte in 6.400 missioni, 221 delle quali con l'elicottero. Una squadra di soccorso che ha agito in sincrono e che ha visto in campo SUEM e forze dell'ordine con una pattuglia di circa 800 fra donne e uomini di 16 associazioni di volontariato. È stata un'attività estremamente importante perché gli interventi effettuati a supporto e in collaborazione con SUEM sono risultati essere tantissimi, quindi una media di 10 ambulanze che ogni giorno si muovono per fare soccorso prevalentemente in pista. Un inverno di grande impegno, nei comprensori sciistici sono stati registrati milioni di passaggi, il che ha comportato, specie per le forze dell'ordine, un surplus di lavoro di prevenzione e repressione di comportamenti sconsiderati in pista o nell'affrontare escursioni male organizzate. Gli illesi sono costantemente presenti, in genere nella stagione invernale meno di quanto non lo siano nella stagione estiva e ovviamente in alcune condizioni è necessario inviare il soccorso per recuperare queste persone. Chiusa la stagione invernale, l'ULSS Dolomiti è già proiettata alla prossima estate. Ci avviamo verso una stagione estiva dove stiamo lavorando per un potenziamento anche qui del servizio di urgenza ed emergenza per rispondere al meglio alle chiamate, pensando al secondo elicottero che ormai è una cosa, come dire, assodata, ma pensando ad un suo prolungamento per quanto riguarda la presenza nel territorio.